Altra corsa sul doppio chilometro, questa volta per cavalli di 4 anni. Sono 5 dopo il ritiro di El Pacific Model. Lo schieramento: 1 Eubuleo, 2 Electra Alchi Dino, 4 Ecuador CR, 5 Elton Francis, 6 Hermes Wise L. I favori per Electra Alchi Dino, numero 2, Andrea Farolfi in sediolo. Ancora un centinaio di metri abbondanti allo stacco. Partenza, si disuniscono in due, soprattutto Electra Alchi di no, squalificato. Che era anche la favorita insieme a Eubuleo, che invece ha conquistato in breve il comando nei confronti di Hermes Wise L. Terza posizione per Elton Francis, che precede Ecuador CR. Subito out dunque l'attesa Electra Alchi di no. I 400 se ne vanno tranquillamente in 32, con leader sempre Eubuleo nei confronti di Hermes Wise L. Terza posizione per Elton Francis, quarta per Ecuador CR, non cambia nulla, tutti in fila indiana dopo 600 metri di gara in 49 e ritmo decisamente ridotto da parte di Eubuleo. Si mantiene in scia Hermes Wise L davanti a Elton Francis ed Ecuador CR, 800 metri iniziali, quartetto sempre molto riunito, 1, 5 e 9, se la prende assai comoda VP dell'Annunziata con Eubuleo che continua a comandare all'altezza del chilometro, trascinandosi Hermes Wise L. 1,22 e 9 addirittura per i primi 1000 metri di gara. Dalla coda a questo punto muove Ecuador CR che progredisce sul ritmo lento, blando del battistrada e va ad avvicinarlo, anzi ad apparigliarlo a 800 dalla conclusione. Un parziale ancora in 16,3 per affrontare la penultima curva. In corda c'è sempre Hermes Wise L, mentre cerca di spostare anche Elton Francis, 600 al palo. Ora il parziale in 15,7 con Eubuleo in vantaggio su Ecuador CR, quindi Hermes Wise L coperto da Elton Francis. Il quartetto procede a 450 dall'arrivo. Un altro parziale, questa volta più svelto, in 14,7 con Eubuleo in vantaggio, Hermes Wise nella scia. Accenna alla terza ruota Elton Francis a 250 dalla conclusione. Completamento della curva con Eubuleo che si difende. Lungo la corda c'è l'errore di Hermes Wise L, mentre Eubuleo allunga. Eubuleo nel finale viene a concludere facile vincitore per il secondo posto sul traguardo. Sono molto vicini Ecuador CR ed Elton Francis che chiudono praticamente sulla stessa linea, con l'impressione che Elton Francis proprio nelle ultime battute copra l'avversario, però è un'altra di quelle foto strettissime che senza il fermo immagine non riusciamo a decifrare, ovviamente a occhio nudo. Rivediamo anche il rallenti, la vittoria netta per Eubuleo e VP dell'Annunziata per conto di Battista Congiu. Il secondo posto è probabilmente sì del numero 5 Elton Francis, che regola Ecuador CR. Successo così per Eubuleo sul doppio chilometro, VP dell'Annunziata Battista Congiu al training e alla proprietà.